questa nuova puntata di Effetto Serra Talk Show su Social. Oggi parliamo di arte. Ho l'onore e il piacere di ospitare Elena Berera. Ciao Elena, grazie. Attrice, ballerina e cantante in rigoroso ordine alfabetico, ovviamente. Grazie di essere presente innanzitutto. Grazie a te di avermi invitato, veramente è un onore mio, veramente. Già il nome Effetto Allora, Serra a me fa impazzire. allora Elena, iniziamo a parlare di te, perché ovviamente ci sono tante persone che ti conoscono e ovviamente persone che non ti conoscono, e quindi secondo me giusto, importante dare il giusto risalto a quella che è stata ed è e sarà ancora ovviamente la tua esperienza e la tua professionalità. Tu nasci come ballerina solista, come inteso come vita artistica, Sì, all'interno della RAI, giusto? E poi hai sì, iniziato a lavorare infatti Canale anche. 5, Rete 4, ho fatto un po', e poi teatro. Sì, teatro, anche in teatro ho fatto la ballerina. Con Enrico Montesano facevo la ballerina in Se il tempo fosse un gambero. Senti, ma dove nasce la passione, in questo caso per il ballo, per la danza, ma potremmo dire per l'arte in generale? Sì, 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 per l'arte, per l'espressione artistica in generale. Diciamo che la danza è stata la cosa che io ho scelto primariamente perché ero portata, perché io ho la lassità di tutti i legamenti, oddio, la lassità di tutti i legamenti e questo mi permetteva e mi permette di essere molto elastica, molto aperta, quindi facevo delle sgambate meravigliose, facevo tutto questo movimento molto particolare del corpo e in realtà si chiama clownismo. Ah, ecco. C'è una forma leggerissima di clownismo che vuol dire appunto questa lassità di legamenti. E quindi mi trovavo molto bene a fare la ballerina perché cioè, facevo stupore e mi stupivo anch'io, mi piaceva. Quindi, e poi in più io sono timida, ero timida, molto timida, non riuscivo a parlare, non riuscivo a dire nemmeno il mio nome e quindi l'unico modo, diciamo, per esprimermi era quello di attraverso il corpo, i movimenti del corpo, quindi la danza per me è stata salvifica in questo senso, per cui è stata importantissima, importantissima. E Però poi da ballerina ad attrice e cantante significa che da lezione corporea, cioè i movimenti del corpo, inizi a prendere la parola, quindi davanti a una telecamera, davanti a una sì. cinepresa. Come hai superato l'impatto della timidezza in pubblico? Ah, ho fatto terapia d'urto, nel senso che mi sono rotta la Come gamba. quando, Lo come quando spettacolo. buttano dentro l'acqua i bambini per farli imparare Esattamente, a ho fatto nuotare. Ecco. terapia d'urto. E che quando mi sono rotta la gamba con lo spettacolo di Enrico Montesano, appunto, Se il tempo fosse un gambero, e lì mi sono rotta la gamba, ho detto, vabbè, io avevo la particolarità appunto di avere tutta questa scioltezza, questa sicurezza del mio corpo, che mi sono ritrovata a non avere più, quindi ho detto no, io non ballo più perché no, Ah. non riuscirei mai a fare la ballerina di fila, ma non perché è degradante, è perché la fila è un'arte, io non ce l'ho. Cioè, sono molto, come posso dirti, selvatica e quindi non riuscivo proprio a stare a fare la fila, ecco. Quindi mi sono ritrovata, dopo che mi sono rotta la gamba, attraverso un mio carissimo amico e collega ballerino che mi ha detto: Ma tu c'hai una voce potente, perché non vieni dal mio maestro di canto lirico e ti fai una bella lezione di lirica? Che ne sai, magari. Quando andai lì, quello mi mise in fila insieme a tutti gli altri cantanti, insomma, futuri cantanti, e mi faceva fare i vocalizzi. Io ho vocalizzato, questo gli ho preso un colpo, ha fatto un po' come Alberto Sordi in Bravissimo, no? Non Bravissimo, che era sì, magari del bambino che era un fenomeno, cantava Non lo lirica. ricordo. Ha fatto un po' come lui. Oh, che siete? Apri la bocca, fammi vedere che c'hai lì dentro, perché c'avevo effettivamente una vocalità, sembravo già in carriera in pratica, la voce era già pronta. E lì io mi sono scoperta futura, possibile cantante lirica, però non l'ho mai affrontato il canto lirico in quel momento perché mi dicevano che ero magra, perché dovevo ingrassare, all'epoca c'era in quel momento lì, diciamo, la forma fisica delle cantanti doveva avere una certa Mi quantità di ricordo carne. Mi ricordo la Tebaldi, ad esempio, che insomma Sì, era, esatto, o la Callas, insomma. sì.
dovevano avere questa, no, Bella Callas poi si è dimagrita, però pure lei all'inizio ci pesava quasi 100 kg. Però insomma avevano questa particolarità. In più io ho una vocalità particolare, nel senso che è scura e profonda, quindi potevo fare dei ruoli verdiani e lì dicevano che ci voleva la sostanza, quindi dovevo ingrassare. E io sono molto fanatica del mio corpo, delle cose, quindi proprio ho detto no, grazie, non mi ingrasso, però continuai a studiare la lirica così per piacere mio e basta. E lì poi C'è dalla danza al canto lirico e poi canto a lirico, però teatro e poi cinema. beh, esattamente, poi no, bel teatro già da prima, e poi lì al Sistina Garinei ebbe questa meravigliosa cosa di chiamarmi per fare i Sette Re di Roma con Gigi Proietti. E lì fu la prima volta che mi trovai a recitare a fianco a un mostro e dovevo recitare, quindi facevo Ersilia, la sposa di Romolo. E quindi è stato quella la mia terapia d'urto. E lì ho scoperto anche che rideva la gente quando io dicevo delle cose. Quindi ho detto, oddio, faccio ridere. E quindi mi sono ritrovata a fare anche il cabaret con Dino Verde, insomma, con grandi, con Sì, un buon infatti modo. volevo arrivare a quello, Elena. Infatti io leggo perché è talmente vasto l'elenco dei grandi artisti con i quali hai lavorato che ovviamente, cioè la domanda viene anche spontanea, come direbbe qualcuno molto più famoso di me. Faccio un rapido elenco. Montesano l'hai detto, Gigi Proietti, Alberto Sordi, Gino Bramieri, Dino Banfi, Dino Verde, Nichetti, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Bonolis, Franco Pini dei Gattivi con Miracoli, direzioni registiche di Nicotra, di Vanzina, di Sverde, appunto, di Magni, di Siena, di Don Lurio, poi ovviamente Gino Landi, Pietro Garinei, insomma poi c'è Eugenio Bennato, Claudio Simonetti, e sto dicendo alcuni, Sì. cioè ce ne sono tanti altri. Come è? Perché per me lavorare con questi artisti significa affrontare neanche l'università, forse un master, perché poi devi essere a certi livelli come potremmo dire, onori e oneri, cioè da una parte l'orgoglio di arrivare a calcare il palcoscenico con questi artisti, dall'altra il peso forse, l'onere di sentirsi Sì, al loro sì. livello. Ma io ero abbastanza scapestrata, nel senso che la mia timidezza una volta superata con la terapia d'urto dei proietti, diciamo che poi ho scoperto di far ridere, quindi ogni volta che parlavo ridevano, quindi dico mamma mia, con Dino Verde, chiaramente i testi di Dino Verde facevano ridere, però anch'io come li portavo funzionava. Quindi devo dirti, quando ho lavorato con tutti questi grandi nomi, non ho avuto questa sensazione di essere meno io. Ero un po' anche esaltata con me stessa perché mi Forse sentivo in grado, il per cui brivido dell'incoscienza, diciamo sì, così. esatto, anche dell'incoscienza, però è pure vero che avevo un feedback che mi confermava poi appunto questa mia visione di me stessa, per cui boh, andava bene. Cioè, però sai, quando si è in quella fase, diciamo, di giovinezza, però insomma manco tanto perché io fino all'età di 35-40 anni ho ragionato un po' così, quindi diciamo ragionato come, cioè che ad esempio ho fatto l'operetta dove mi hanno scritto delle cose bellissime dicendomi che sembravo Liza Minnelli, la nostra Liza Minnelli italiana mi chiamavano, con l'operetta che cantavo lirica. E io ci rimanevo malissimo perché volevo che invece dicessero che ero bella pure. Ah, E invece la bellezza, diciamo che era un modo, lo dicevano in un modo en passant, no? Però quello che mettevano più in risalto era proprio tutte le mie qualità artistiche, che oggi come oggi dico, ma che cazzo non ho, ma pensa che meraviglia, c'ho tutti i giornali che parlano di me proprio di questo. No, la beh, mia oggi. fanaticheria, il mio modo di vedermi, il mio modo anche essendo nata come ballerina era molto importante la fisicità, quindi mi rimanevo male, pensa un po' come stavo, però me la sono goduta. Per quello che è la tua esperienza, per quello che vedi, quello che c'è oggi, adesso, in giro, cosa pensi dei talent? Visto che comunque ci sono dei programmi specifici, faccio un esempio per tutti, Amici, dove in qualche modo forse la stessa gavetta è un talent, cioè prima magari c'era la scuola, c'era magari anche le cantine, penso ad esempio ai cantanti, oggi forse non esiste più quel tipo di gavetta e la gavetta stessa è il talent. Ecco, vorrei sapere un tuo punto di vista. Il mio punto di vista, intanto l'avrei vinti tutti i talent se fosse stato nel periodo
il talent fosse nato nel periodo mio, l'avrei vinti tutti, quello lo so sicura. Io con altri miei colleghi. No, a parte scherzi. Dunque, il talent per me costruisce delle comete, come si chiamano? Diciamo, Meteore. sì, meteore. Capito? Sì. Dice delle meteore, no? Come ero un po' troppo andata. No, no, proprio meteore, Se poi bellissime sono da comete vedere. di Halley che passano ogni miliardi di anni, vabbè. Sì, appunto. Non vedo grandi possibilità con questi talent perché ci si lanciano tutti innanzitutto, poi c'è una grandissima corruzione, lo sappiamo, nel talent, sia con soldi, sia con varie proposte di sensualità, come dice una mia cara amica. Alla fine non so cosa esce da lì, non vedo questi talenti meravigliosi, vedo delle possibilità, momenti anche, dico, allora, intanto un talent come X Factor, tu ti prepari per non so quanti mesi per fare un brano musicale, quindi o sei de goccio o alla fine lo fai bene se c'hai un minimo di talento comunque. Ma dopo che fai? Dopo come ti esprimi? Dopo chi sei? Dopo cosa dici di te? E da X Factor, non so, non è che sono usciti tutti questi grandi talenti e stanno ancora mostrando il loro talento. Diciamo che la Lì per percentuale è molto bassa, certo, rispetto lì, ai partecipanti ce n'è 1 su 100, no? Ecco, mettiamola uno così. più certo che forse può continuare, invece di diventare una meteora, magari può diventare un fatto, ok? Penso a Mengoni, giusto che parliamo di Sì, cantanti, Mengoni, ecco. carità. Sì, sì, Mengoni ha il suo perché, ecco, e lo stimo anche, per carità, però basta, cioè, da quant'è che stanno a fare i talent, scusa? No, Da vabbè, quant'è che c'è sempre. fatto? Quante puntate hanno fatto? Quanta gente si è presentata? Io non lo so. È un macina talenti. Ma si dice sempre che più grandi sono gli artisti e più umili sono, più alla mano sono. È capitato di pensarlo anche a te, visto appunto con chi hai lavorato? No, ci sono, ok. Allora, io ho lavorato con i più grandi, e questo mi ha portato anche ad imparare. Però io non la chiamo umiltà, io la chiamo grandezza, ok? Grandezza, cioè in toto, è una forma totale di arte, grandezza e di talento, punto. Quindi un Gigi Proietti. Poi insomma, sai, io con me sono un artista, quindi si comportavano un po' tutti come una famiglia, quindi l'umiltà però come si comportavano ad esempio con i tecnici? C'è qualcuno che un pochino si comportava da grande attore, fare il nome, è uno dei grandi, però non posso fare il nome. Okay. E lui ci si comportava un pochino, infatti era famoso per essere un rompiscatole ed uno ma se la tirava, ok. Però con noi e col pubblico e con la gente normalmente si comporta come un grande talento, tutti si sono comportati così, con me E e con invece me. tu l'esperienza che assolutamente ricordi con maggior piacere di tutte quelle che hai fatto? Dunque, il film di Gigi Magni con Alberto Sordi, perché io il film Il nome del popolo sovrano, dove facevo la figlia brutta, tra l'altro, di Alberto Sordi, che aspettava il principe azzurro. E Era un io colpo all'autostima, considerando quello che abbiamo detto fino a oggi. stima dell'epoca, oggi proprio mi ci divertirei, perché sono un pochino più saggia. Dunque, quello è una cosa che ricordo con grandissimo onore e piacere, divertimento e grandezza. Perché? Perché accanto ad Alberto Sordi credo che insomma chiunque vorrebbe aver fatto anche un saluto, Una no? comparsata, certo. Io invece ho fatto proprio un ruolo e poi me ne avanto
me ne avanto di aver fatto ridere Alberto Sordi per 2 o 3 ciak, che Gigi Magni ha detto, beh vabbè raga, però bisogna che stringiamo perché la pellicola costa, perché all'epoca c'era la pellicola. E quindi ogni volta che si veniva da ridere, non è che si fermava il set e non succedeva qualcosa a livello proprio di soldi, perché la pellicola era molto costosa, non è come oggi. E quindi mi ricordo questo di Alberto Sordi Oggi, che si fermava da ridere ogni volta che facevo la battuta con lui. oggi tutti i chuck oggi si chiamano blooper e sarebbero venduti a peso d'oro, magari verrebbero utilizzati per le edizioni speciali dei DVD, perché Eh, ovviamente situazioni del genere sono davvero molte volte anche sì, più bello, perché poi proprio la spontaneità. Elena, sì. però la tua comfort zone, se oggi dovessi dire mi trovo meglio a fare questo, sarebbe sempre come ballerina oppure sarà l'esperienza, sarà appunto le varie fasi della vita, ti trovi meglio a fare anche altro? Dove ti troveresti Allora, meglio? comfort zone, comfort zone per me è quando mi ritrovo a fare tutto quanto quello che io so esprimere. Quindi, come mi diceva nello spettacolo Il Borghese Gentiluomo, Don Venturiello e Tosca, Tosca non da Guino, Tosca la cantante, e Venturiello mi disse una cosa una volta, mi disse, Elena, dice, tu sei straordinaria, mi ha detto, sei una cosa eccezionale, però secondo me se non serve una come te che è totale, è difficile che tu trovi un lavoro, perché ma chi ti si mette vicino? Mi ha detto, mi Ah, diceva ecco. questo Venturiello. E quindi effettivamente questa totalità che mi posso esprimere mi fa stare in una situazione di conforto e quindi mi sto creando l'opportunità di fare la Isa Minnelli, visto che gli somiglio, ho detto adesso che so saggia, che non mi preoccupo di dire ma quella è brutta, io somiglio a una brutta, non mi va, invece adesso che sono giovane e sono fresca e sono meravigliosamente saggia, ho detto ma perché no? Perché non raccontare la vita di questa straordinaria attrice, cantante, donna che ha avuto una storia e una vita veramente turbolenta e particolare e da lì ha creato una divinità, cacchio, cioè da una vita veramente dem, Essa, certo. dem ha trovato il modo di fare dei diamanti, quindi è una donna straordinaria, per cui ho detto ok, facciamo questo spettacolo e abbiamo scritto con Ennio Coltorti questo spettacolo che è Liza is a Cabaret. E lo stiamo preparando con Ciro Scalera e vediamo un pochino che cosa esce fuori. E lì sono nella mia comfort zone perché faccio tutto, canto, ballo, recito e quella è la mia storia. Sei tu. Infatti il paradosso è poi un po' come quando in maniera molto molto più umile, nel senso che nella vita di tutti i giorni, persone che vanno a fare magari il colloquio di lavoro e non ti prendono perché sei troppo qualificato, cioè è il Sì, paradosso, ormai siamo a questi livelli. Elena, siamo in chiusura. Tu adesso cosa stai facendo? A parte aver detto lo che state insomma, preparando lo spettacolo su Liza sì, Minnelli con sì. l'auspicio e l'augurio di trovarti in tutta Italia, Sardegna compresa. Ti chiedo cosa stai facendo adesso e che sogno nel cassetto hai. Bene, allora adesso in questo momento, diciamo, tra le prove di Liza Minnelli e questa nuova storia, nuova mia veste da speaker, ma più che da speaker, diciamo da attrice radiofonica, perché ho creato un programma che si chiama America Me Senti e l'ho creato proprio sulla base di alto gradimento, ma insomma, via, siamo lontanissimi da alto gradimento, però insomma l'idea è quella e quindi camminiamo su quella linea con una straordinaria attrice che è Rita Nesci, un altro straordinario attore che è Angelo Belagalli e poi ci sono vari personaggi tutti intorno, completamente folli, completamente. Quindi la radio, questo programma è veramente folle. E qual era quell'altra cosa che mi hai chiesto? Il sogno nel cassetto. Il mio sogno nel cassetto. Allora, io non ho cassetti, ma ho il sogno. Il sogno che mi guida, quindi io mi faccio guidare dal mio sogno e il mio sogno è fatto di, è fatto di libertà,
di coraggio, forza, e quindi non mollare mai in tutta la mia voglia di esprimermi sempre e comunque nella mia creatività. La mia anima lo vuole e io voglio farlo. È Quindi un non modo ho diplomatico come per dire non poniamoci limiti. No, no, mai limiti perché limiti no. Oddio, se oltrepassi il limite c'è qualcuno che diceva, questi filosofi greci, che oltrepassare il limite può far fare il botto, cioè può farti sbagliare, no? Può farti chiudere. Quindi no, non voglio oltrepassare il limite. Ognuno di noi ha sicuramente no? Qualcosa che ti dice ok, basta, fermate qua, perché se vai non è giusto per te. E lo vediamo tutti i giorni in televisione, al cinema, lo vediamo, quelli che vanno oltre il loro limite, quindi ce ne sono tantissimi. Assolutamente. Io lo dico per chi volesse sentire, ovviamente, con America Messenti, Elena insieme a Rita Nesci e Angelo Pelagalli, vogliamo ricordarlo, che è andata in onda su Regional Radio alle 10.09 della mattina, tutti i giorni, se non ricordo male? Per ora, per il momento, solo il lunedì. Il lunedì alle 10.09 del mattino. Regional Radio lo trovate ovviamente sul web per chi guarda la Sardegna, altrimenti ovviamente soprattutto nella zona di Roma e della Etruria, potremmo dire, quindi Perugia, Bassa Toscana, ecco, lo potete sicuramente ascoltare anche in FM. Elena, io ti ringrazio ovviamente della tua partecipazione, è stato bello chiacchierare con te e ci rivediamo presto, come si dice in gergo, merda, merda, merda per il futuro. Grazie, grazie. Un abbraccio fortissimo, spero di incontrarti di visu, di persona, di ciccia. Non Facciamo un abbraccio. mancherà. Assolutamente. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, come sempre vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre Effetto Serra, il talk show sul social. Grazie ancora, buona serata, ciao. Ciao.